reati che ho commesso. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè. Quest'oggi parliamo di una questione della quale sicuramente avete sentito parlare in queste settimane, vale a dire la situazione del Corvetto, uno dei quartieri di Milano che è stato al centro delle cronache di queste settimane in virtù del fatto accaduto al giovane 19enne Rami Elgam, che ha perso la vita dopo un inseguimento ad opera dei carabinieri. Stava sullo scooter di un altro ragazzo che ha preso 20 minuti per tutta la città, ma in fuga dai carabinieri, e poi la storia, come sapete, è finita male per Rami. Questo ha acceso i fari sul Corvetto e di questo parliamo intanto con il nostro Vincent De Maio, che tutti conoscete, qui di Radio Libertà, che il Corvetto lo ha vissuto e lo vive perché ci è cresciuto e appunto ci ha vissuto e ci vive, quindi lo conosce benissimo per diretta esperienza personale e biografica. Buongiorno Vincent, grazie. Buongiorno a tutti voi. E ne parliamo anche sulla scorta di un articolo che compare sul mensile Tempi di questo mese, un articolo intitolato Una presenza nella Malacarne, il quartiere di Milano dove è scoppiata la rivolta dopo la morte di un ragazzo egiziano. Non è una banlieue, non è un posto di banditi. Reportage dal Corvetto dove punti vivi e generativi permettono a tutti di essere una comunità, recita il sommario dell'articolo sul mensile Tempi, firmato da Ubaldo Casotto, che è con noi anche lui e che ringrazio per essere con noi quest'oggi. Grazie Ubaldo, buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti anche da parte mia. Brevissimamente, Ubaldo Casotto è laureato in filosofia a Torino, ha insegnato, ha diretto uffici stampa, è stato autore di programmi televisivi, vice direttore del Foglio e del Riformista e oggi firma appunto anche del mensile, Tempi. Per questo articolo ti sei fatto un giro, credo, Ubaldo, nel quartiere al centro di queste cronache, no? Nel quartiere del Corvetto, che tu già conoscevi, peraltro. Conosco perché ci ho abitato per un anno, quando da Roma avevo lavoro appunto al Foglio a Milano e ho trovato un alloggetto, un bilocale proprio in Corvetto. E conosco perché frequento da tanto tempo nelle mie precedenti città, quindi Torino e poi Roma, una delle realtà presenti al Corvetto, di cui parlo nell'articolo. Quindi le conosco da tanti anni, quindi spesso e volentieri vengo in quartiere che conosco, ecco. Non ti sento più. Dicevo che il faro mediatico, Ubaldo e Vincent, si è acceso su queste piazze, su queste strade, dopo la morte di Rami Elgam, no? Allora, Vincent, parto da te. Cosa si dice di questo episodio? Guarda, per essere chiari e onesti, io arrivo dalla Calabria nel fine anni '80 e quindi ho abitato fin da subito nel quartiere Corvetto e ricordo che non era così, c'erano solo i meridionali, per essere chiari. L'ho visto trasformare nel tempo. Ora, quello che è successo a questo povero ragazzo dispiace a tutti. Quello che dico è una cosa semplicissima, proprio semplice. I problemi del Corvetto sono venuti fuori purtroppo per la scomparsa di questo ragazzo qua, ma in realtà partono già da molto lontano. E io che ci vivo lì da tanti anni ve lo posso garantire, perché io non dimentico che tutto nasce nel 2009 circa. Tra il 2009 e il 2014 c'erano due famiglie di mafiosi che governavano la zona, presidiavano la zona dell'Orto Mercato, i Morabito e i Mangano, per essere chiari. Poi le forze dell'ordine hanno fatto piazza pulita e da loro si è pensato che il Corvetto fosse stata ripulita da tutto. Invece non è stata così ed è stata letteralmente abbandonata a se stessa. Da lì sono iniziati i problemi, perché nessuna amministrazione né comunale, istituzione, nessuno si è più occupato della periferia di Corvetto, che è a 7 minuti dalla Madonnina, per essere chiaro, giusto per avere l'idea. Come scrivi anche tu, Ubaldo, no? Questo non si può chiamare una periferia o una banlieue, tu ne fai anche una questione di definizione etimologica. Non è una banlieue, e poi però vorrei tornare su quello che diceva Vincent perché è molto interessante, c'è una nota a margine da fare.
No, a parte che a me la parola periferia non piace, come non piace al vostro vescovo. Cioè, sento un ritorno, adesso mi sentite meglio? Sì, no, noi ti sentiamo bene. Perfetto. Ok, dicevo, a parte che non mi piace la parola periferia, preferisco la parola quartiere, e poi appunto è un quartiere si piglia la metro 7-10 minuti dal Duomo, dal centro di Milano. È un quartiere dove passa una ciclabile che ti porta in parchi bellissimi, che ti porta a Chiaravalle, eccetera. Quindi è un quartiere con grossi problemi diversi da altri quartieri di Milano, con altri quartieri a problemi simili. Mi diceva uno di questi che io ho intervistato, sì, uno che è di Viale Omero, che ha un'opera sociale di Viale Omero, dice c'è tanta bruttezza, ma c'è tanta anche bellezza, no? Che è stata nascosta per anni, e il caso di Rami ha fatto deflagrare. Ecco. Esatto. Però appunto non può essere identificata col problema che è emerso con Rami, perché lì c'è la vita con tutte le cose belle, brutte, drammatiche, positive, difficili, perché è difficile che la vita di un quartiere, di una grande città può avere. Ecco. Soprattutto se su alcune situazioni si lascia andare, perché ci sono questi esempi di queste case popolari dove ecco, e poi ne parliamo perché è un punto sono occupati. Questo è un punto critico forte, ma ti volevo chiedere, Ubaldo, a proposito della vicenda Rami, tu che sensazioni hai raccolto, che giudizi hai raccolto, che atmosfera hai raccolto su quel caso lì? Guarda, l'atmosfera che io racconto... Anche perché c'è un altro aspetto che viene fuori dal tuo articolo, no? Io ho letto il tuo articolo e sembra quasi che tu racconti di una missione in Africa. Non a caso c'è qualche analogia anche, nel senso che ci sono molte realtà, specie di carattere religioso, impegnate nel volontariato, eccetera. Sembra appunto un paese straniero, oggettivamente, ma non lo è, come avete ben chiarito fin da subito. Sì, però se tu passeggi soprattutto in una certa zona di Corvetto, ti senti abbastanza in un paese straniero. Ci sono classi dove ci sono 10 stranieri e 6 italiani, no? Ma questi ci sono anche a Roma dove vivo io, eccetera. Io contesto la definizione di banlieue perché la vita che c'è in quel quartiere... Ecco, abbiamo qualche problema di collegamento, credo, Ubaldo. Ti sentiamo un po' a scatti. Anche perché mi confermava uno di questi che io ho intervistato, i primi a scatenare in Viale Omero, eccetera, non erano del quartiere. Dice, poi i ragazzi sono incuriositi dalla cosa, sono andati anche loro, e adesso il problema è di farli riflettere su quello che è successo. Dice, ma la cosa non è stata così spontanea, nata dentro le strade del quartiere, senza nasconderci i problemi che nel quartiere ci sono. Ecco. Esatto. Ecco, Vincent, tu dicevi prima, hai collocato l'origine, diciamo così, del degrado, tra virgolette, intorno al 2009-2014, no? Hai fatto riferimento a un controllo del territorio da parte di alcune famiglie mafiose. E mi viene da dire, allora è come se si fosse spezzato un equilibrio criminale, ma a questo equilibrio criminale non fosse subentrato nient'altro. È così? Esatto, è brutto da dirsi, ma se dobbiamo essere onesti, fino in fondo lo dobbiamo dire. Io che ci abito lì, è così. Fin quando c'erano un certo gruppo di italiani a gestire quantomeno tutto quello che poteva accadere, fin dal problema della signora anziana che veniva scippata, fino al fatto che ti sfondavano il vetro per rubarti, ai tempi si usava lo stereo nella macchina, adesso non si usa più, no? Fino a qualsiasi cosa, è chiaro che la situazione era più controllata, diciamo così, e quindi non si vedeva tutto questo casino che oggi c'è. Oggi mi fanno sorridere, e io ho vissuto, ripeto, dalla Calabria arrivo a Milano, non parlavo il calabrese, parlavo solo il calabrese, ho imparato l'italiano, mi sento dire oggi, o sento discorsi del tipo dai ragazzini in corvetto, che sento le varie interviste che dicono ma ci fermano sempre perché ci vedono extracomunitari. Primo, non è vero. Primo, perché fanno le stesse scuole che fanno le mie figlie. Sono andati all'asilo con le mie figlie, alcuni dei migliori amici di mie figlie sono extracomunitari, quindi non è così. Anche perché allora io cosa devo dire?
che fermano anche me in un vagone della stazione di Rogoredo. Sono l'unico, diciamo, potrei dire bianco in mezzo a un vagone di gente diversa, di diverse etnie, e fermano proprio me e chiedono a me i documenti. E allora cosa vuol dire? Che è un razzismo al contrario? No, non ho nulla da nascondere, tenga i documenti, fate i controlli che volete. Cioè, Ecco. fa parte del lavoro quotidiano per mantenere la sicurezza. No, ti dico questo perché è importante, perché non esiste, come si dice, sociale se uno non lo vuole. No, tra l'altro, a proposito di questo, io ho letto quello che il Comitato Antirazzista ha detto, no? È un'associazione che nelle ultime settimane ha fatto diverse manifestazioni in ricordo di Rami, no? E il Comitato Antirazzista dice questo: i giovani delle periferie, soprattutto se arabi e neri, sanno, come dicevi tu, che un fermo significa spesso un abuso, una violenza, forse la morte. Allora io non so se questo sia il clima che hai respirato anche tu, Ubaldo. Vincent ci ha detto non è così. Tu che cosa hai respirato? No. Allora, io devo dire che fra tutte queste realtà che hanno una presenza sociale, la premessa che voglio fare è che in una situazione di insicurezza una sola politica di sicurezza non risolve il problema. E questo io ho cercato di documentare. Allora, lì ci vogliono più poliziotti, questo è ovvio. Mi diceva uno di questi, dice: in piazza Gabrio Rosa mi fermano i ragazzini della scuola, una volta gli prendono il telefonino, una volta gli prendono il giubbotto. Ho chiamato, è arrivata una volante, è stata lì una settimana, in quella settimana non è successo niente ai miei ragazzini. Quindi una presenza delle istituzioni. Però questo, come dire, mi diceva padre Antonello, che è il parroco della medaglia miracolosa, tu hai dei ragazzi di 13 anni che non hanno paura di niente. Che conosco, perdonami Ubaldo, che conosco benissimo padre Antonello perché è un mio carissimo amico, nonché il mio prete personale, diciamo, ha battezzato anche mia figlia. Ed è l'insegnante di mia figlia a scuola. E lui insegna appunto religione nelle scuole. E mi ha detto: questo ragazzino a 14 anni proprio è venuto a dirmi: io non ho paura di niente. L'istituzione, di fronte a uno che a 13 anni non ha paura di niente, che può fare? Sì, può mettergli paura, ma non risolve il problema di una vita sociale, di una crescita di quel ragazzino che, come tu hai imparato l'italiano, impara l'italiano, impara a convivere, ha uno scopo nella vita, ha un desiderio che si può realizzare, si mette a studiare, eccetera, eccetera. Lui dice che queste cose si risolvono, mi diceva padre Antonello, se tu con questi, oltre a richiamarlo alla legalità, oltre a mettergli la polizia che controlla, ci entri in rapporto. Costruisci un rapporto perché riconosci che anche se, fra virgolette, come dice quel titolo, un malacarne, è un uomo che ha una dignità, che ha dei desideri che possono essere educati, che possono essere tirati fuori. È un mix di fattori che può ricostituire una, come si dice, una vita, una comunità civile in quel quartiere, no? E il mix dei fattori contempla necessariamente la sicurezza, ma contempla, secondo me, molto di più questa presenza che è sociale, che è educativa, che è preventiva, che tratta la gente come persone e non come categorie, gli immigrati, la classe operaia, il proletariato, o come soli individui ai quali dare qualche risposta materiale in beni materiali. Mi tratta come persone che hanno desideri da realizzare nella vita. Ti dico, se tu vai lì dopo scuola di queste sorelle, queste seguono 600 famiglie, fra cui anche la famiglia di Rami. Rami, e infatti è singolare che il padre di Rami continui a chiamare alla non violenza. No, perché? Perché è dentro un contesto in cui ha capito che queste persone volevano veramente bene a suo figlio. No, il padre Antonello mi parla di 250 volontari, e quello della cooperativa La Strada mi parla di 300. Cioè, io dico, non è una balia, perché c'è tutta questa realtà che le istituzioni dovrebbero, primo, riconoscere, secondo, aiutare, terzo, supportare. Ecco, ma dire le istituzioni cosa significa in pratica? Questo è il punto. Significa, per esempio, il Comune di Milano, no? E come le sostiene, come le aiuta queste cooperative? C'è stato un servizio di Rete 4, se ricordo giusto, subito dopo il caso di Rami, dove sono andati appunto a intervistare
a intervistare queste suorine, le suore di Carità dell'Assunzione, che sono presenti in quartiere da più di 50 anni, no? Che fanno dopo scuola, assistenza alle famiglie, centri diurni, che fanno la qualunque proprio. Sansonetti dell'Unità ha detto, ma fanno più queste suorine di 600 poliziotti. Anche per la sicurezza del quartiere, dice, sono le vere intellettuali. Ma adesso, a parte la frase di Sansonetti, cos'è che mi ha colpito? L'operatore ha detto, mia moglie fa l'educatrice e vorrebbe venire a lavorare in questo quartiere. Le danno 1.200 euro al mese. C'è stato un contratto nazionale degli educatori rifirmato che prevedeva certi aumenti che il Comune di Milano non riconosce. Le istituzioni potrebbero, ad esempio, fare questo. Appoggiarsi a queste realtà anche solo per la conoscenza del territorio. In quei palazzi, credo di Via Gola, se ricordo giusto il nome, fisicamente le istituzioni non entrano. No? Queste suore, la cooperativa La Strada, sì, Innocentum, ci entrano tranquillamente tutti i giorni. Cioè, hai capito qual è il tipo di impostazione? Cosa ne pensi, Vincent? Guarda, io penso che è tutto giusto quello che concordo con quello che ha scritto e dice Ubaldo, ma aggiungo delle cose. Non bastano queste associazioni, per quanto siano veramente importanti che ci siano, e forse anche sempre di più, non bastano, perché qui viviamo in una realtà in cui lo spaccio di droga di giorno, di notte, la prostituzione, quando sfondano un appartamento, dalla mattina alla sera, ti ripeto, è all'ordine del giorno. Non c'è nessuna associazione che possa aiutarci in questo senso. È più logico avere, come si faceva un tempo, delle ronde dei militari che passavano, più pattuglie che girano. Non è che deve essere l'esercito militarizzato, insomma. Militarizzato, ma un controllo maggiore e soprattutto intervenire, perché non esiste al mondo che mia madre, che abita al 4º piano, e al 3º piano una signora anziana chiama al telefono mia mamma per dirgli: signora, sento che con il trapano mentre sono a casa mi stanno bucando la porta blindata, può venire a fare qualcosa? E mia mamma scende con un pezzo di legno in mano per far scappare due che con un trapano stavano bucando la porta di casa. Cioè, ma siamo a questi livelli quotidiani, quindi qua non c'entra niente quello che è successo a quel povero ragazzo, c'entra una situazione che è di degrado. La soluzione nel mio mondo fantastico, sapete quale sarebbe dovuta essere? Semplicemente che il non sindaco Sala di questa città poteva allargare la ZTL semplicemente di 4-5 chilometri e comprendeva anche zona Corvetto, così diventava una zona chic anche Corvetto e questi problemi non li avremmo avuti. Questa sarebbe una soluzione creativa. Cosa dici, Ubaldo? No, dico che per tutte le cose che ci stava dicendo adesso Vince, è chiaro che ci deve essere una presenza delle istituzioni, ma mi diceva quello della cooperativa La Strada, in certi palazzi basterebbe che l'Aler o il comune, adesso non so quale, dice, primo che si parlassero fra di loro, mi diceva, perché non si parlano fra di loro e di qui nasce molto degrado di queste situazioni. E secondo, in certe situazioni basterebbe un portinaio, basterebbe un portiere, e in altre situazioni ci vuole l'intervento della forza pubblica. È chiaro che l'intervento della forza pubblica non lo può fare il volontario della parrocchia, no? Insisto, l'intervento della forza pubblica e delle istituzioni è come se garantisse le condizioni minime però poi quel ragazzo gli devi spiegare che non si scippa, che non si consuma la droga, e dice questo. L'istituzione in quanto tale non lo farà mai se non c'è una presenza sociale. Ti faccio l'esempio di Feder, che è questo che va al bosco di Rogoredo a incontrare i tossici. No? E gli dice, ma lì c'è gente che entra e esce 20 volte al giorno. Dice, io finché non conquisto, dice, vi posso anche mandare il poliziotto, si sposta da lì a un altro bosco, no? Ed è bene che abbiano pulito una parte del bosco di Rogoredo, perché la conosco bene perché ci abita una mia figlia in quella zona. Dice, io devo conquistarmi la fiducia di questi qui per vedere se prima o poi riesco a convincerli a uscire dal bosco e a venire in comunità per disintossicarsi. E lo faccio come? Vado lì tutti i mercoledì sera, gli do da mangiare, gli do da bere, gli porto dei libri,
mi metto a chiacchierare con loro, li chiamo per nome, dice questi è 20 anni che nessuno li chiama per nome. Non sto dicendo che questo è la panacea, sto dicendo che se in una società non c'è una presenza viva di questo tipo, le politiche securitarie che io appoggio, figurati, quando leggo che un ex capo della polizia dice potevano prendergli la targa, e allora che cosa lo faccio fare il posto di blocco se gli devo prendere la targa? E se il motorino è rubato, cioè, vabbè, figurati se io sono contrario a queste robe qui. Ti dico che se non si combinano con la presenza viva lì come in centro, perché poi in centro ci saranno altri problemi di sfruttamento, di violenza sul posto del lavoro, cose che non vediamo e che non finiscono sui giornali, ma che fra amici ci si racconta, no? Se non ci sono presenze vive di questo tipo, il problema si pospone o si sposta. Io parto allora, sempre sì, prego Vincent, vai Vincent. Io parto da un presupposto molto semplice. Se le associazioni possono fare i salti mortali, ma se uno è convinto che se sbaglia non paga, le associazioni sono già fallite ancora prima di cominciare, perché funziona così. Non è che uno viene preso, sbaglia e tanto non finisco in carcere, non ho niente, non ho nessuna sanzione. Non è questione di essere integrati o meno, è questione proprio di cultura. E purtroppo, entrando nel concreto, quando sfondano un appartamento e le utenze per legge non te li devono attivare, come pensate che loro si scaldano la pasta? Prendono una bombola del gas, e se prima o poi una bombola del gas, che non potrebbe essere in un condominio di 200 famiglie, salta in aria, che cosa facciamo poi? Ma lo sanno, non è che non lo sanno, vivono nelle cantine, cioè, eppure non si fa niente. È chiaro che il degrado è questo che si vede tutti i giorni, e il caso di quel povero ragazzo non è nient'altro che la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi poi succede quel che succede. Cioè, siamo combinati a questi livelli. Ecco perché dico, le istituzioni del territorio, in questo caso il Comune di Milano, dov'è? Quindi le associazioni non possono fare miracoli, ma dove sono? Allora, Ubaldo, tu hai scritto, tra le altre cose, appunto, un argomento che abbiamo già toccato prima, che uno degli errori più evidenti della politica e delle istituzioni, il simbolo di questi errori è la questione delle case popolari, no? Ne parlava anche Vincent poco fa. Una gestione fuori controllo. Faccio un piccolo assunto storico, poi mi correggete voi dove sbaglio. Allora, il Corvetto, che non si chiamava ancora così, era già un quartiere operaio a fine 800, inizio 900. Poi è un quartiere dove arrivano gli immigrati dal meridione d'Italia, già negli anni 20-30, sotto il fascismo. Ed è proprio in quell'epoca lì che nascono le case popolari. 4 grandi isolati di forma trapezoidale a est della grande piazza che avete citato prima, che Vincent conosce benissimo, piazza Gabriele Rosa, no? Che all'epoca, 500, non mi sbaglio, no? che all'epoca era il complesso, negli anni 20-30, insomma, era il complesso di case popolari già all'epoca più grandi in città. Nel secondo dopoguerra, tra il 49 e il 52, vengono poi realizzati in serie e attaccati a questo primo grande complesso altri 4 isolati di case popolari, che si vedono ancora oggi, che vanno fino praticamente a Nocetum, no? Alla Vettabbia. In nessun altro quartiere di Milano esiste un isolato di case popolari di queste enormi dimensioni e che sono in cattive condizioni. E secondo molti degli abitanti, lo dicevi tu prima, Vincent, il problema più pressante è proprio questo qui. Quando è che è scoppiata questa situazione? Quando è che è saltato l'equilibrio? Posso rispondere io, Giulio? Prego, Vincent. Allora, ripeto, dispiace dirlo, ma è saltato nel momento in cui non c'è stato più quel discorso di controllo del quartiere. Molto semplice. Cioè, il controllo del territorio, come il si controllo dice... del territorio da parte di quelle famiglie di immigrati meridionali come il sottoscritto, che arrivavano a Milano e in qualche modo cercavano di sopravvivere, ma con dignità e con il rispetto del proprio vicino di casa. Perché se si sentiva un rumore nel pianerottolo, io mi ricordo, quando siamo arrivati a Milano, si usciva fuori dalla porta di casa per vedere chi era. E se uno non era della Scala, gli si diceva: chi sei? Cosa fai qua? Cioè, era questa la cosa. Ecco, però Vincent, mi viene da dire, è chiaro che quel modello lì non può più funzionare quando ai meridionali di vecchia immigrazione si aggiungono gli europei dell'est, gli egiziani, gli arabi di varie nazionalità, i sudamericani, che sono tutti nuovi abitanti del quartiere, no? Come fai, diciamo, a rendere
operativo, un modello di controllo del territorio come quello che mi descrivi tu. Per quanto diciamo fuori dalle regole, extraordine, no, fuori dalle norme. Tu parli di queste persone che sono integratissime, sono miei fratelli, sono italiani come lo sono io. Il problema è la seconda generazione, cioè i figli, che sono i ragazzini di oggi che, a differenza del sottoscritto, magari sono vestiti firmati. Quel tredicenne di cui parlava il padre Antonello, no? 13, esatto. Cioè, quindi non sono i genitori di questi ragazzi, sono questi ragazzi che vogliono il soldo facile, la vita facile, la vita sui social dalla mattina alla sera. Vogliono venire fuori, quindi le associazioni possono fare ben poco, perché la scuola gli dà tutti gli strumenti necessari per essere integrati. Ripeto, cioè sono compagni di scuola di mia figlia. Ma nonostante tutto, io in primis, visto che abito in Gabrio Rosa, la sera ho visto la trasformazione della zona e quando mi vedo 3 o 4 ragazzi incappucciati con dei passamontagna modello Diabolic che girano per il quartiere e girano magari dietro, mi seguono me o seguono, io me la posso anche cavare, ma se seguono una ragazzina o un'altra persona, una signora anziana, come la mettiamo? Magari non hanno cattive intenzioni, sia ben chiaro, possono essere italiani, possono essere cinesi, non mi interessa, è il concetto. Quindi non è tanto la colpa di quell'immigrazione come è stata la mia da meridionale, che sono cresciuto poi a Milano e poi crescevo insieme agli egiziani. Io lavoravo in pizzeria con gli egiziani, facevo il muratore con i rumeni, con gli albanesi, sono persone per bene, capisci? È la nuova generazione che evidentemente non conosce il rispetto delle regole. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Capisci? È la nuova generazione che evidentemente non conosce il rispetto delle regole. E a chi gli diamo la colpa? Alla scuola? Questo qui però è una questione che va oltre il corvetto, no? Cioè, in qualche modo. Però attenzione, il corvetto adesso è scoppiato il bubbone, ma prima o poi sarebbe scoppiato, perché i focolai c'erano già prima. Perché non è che quando sgombrano un appartamento in Gabrio Rosa ci sono 10 camion della polizia e carabinieri, magari per sgombrare 2 famiglie. Cioè, vi sembra una cosa normale? Quando si va a scuola, che un genitore come me si va a scuola, alle scuole medie, dove insegna padre Antonello, e vedi che bisogna accompagnare i figli che hanno paura per andare a scuola. Ma di che cosa stiamo parlando? Perché vengono aggrediti,
si creano le fazioni, i bulli, il bullismo. Ecco, di cosa parliamo? Ubaldo, Sì, no, tu guarda, tu citi, Matteo, poi ti lascio subito la parola, anche se vuoi commentare anche quello che stava dicendo Vincent, però mi ha colpito una frase che ha detto un'altra delle persone che tu citi nell'articolo, Matteo Severnini, il rettore della scuola che tu citavi prima, no? La scuola Regina Mundi, 800 studenti, 70 corsi, il quale arriva al corvetto dall'Uganda, no? Dove faceva la stessa cosa, e dice: qui ho visto quella cosa che si dice in Africa, per educare un bambino ci vuole un villaggio, e qui il villaggio, inteso come una comunità, uno spirito di comunità, c'è. Ecco, io vorrei chiedere a te, Ubaldo, che cosa significa questa frase calata nel concreto del corvetto, e poi lo voglio chiedere anche a Vincent. C'è un villaggio, c'è uno spirito di comunità che è sopravvissuto, diciamo così, o comunque vive al corvetto? prima Sì. due cose su quello che diceva Vincent. Sì. C'è una questione di politica urbanistica evidentissima a Milano, perché c'è il concetto di centro e c'è il concetto di periferia. Il vescovo del Pini dice: io rifiuto questa distinzione, sono tutti quartieri, e il quartiere, un grande urbanista, un grande architetto come era Gio Ponti, e purtroppo non gli hanno dato retta, contestava lo sviluppo di Milano fatto in questo modo: il centro, e poi ti allarghi e ci sono le periferie fuori. Perché ogni quartiere dovrebbe essere un mix sociale. C'è la casa popolare, c'è la casa residenziale, no? che è quello che è veramente compito delle istituzioni. Questo è veramente compito delle istituzioni, un progetto di sviluppo della città che non è stato seguito, e le conseguenze le vediamo perché crea i ghetti. Poi parli con uno che io ho fatto l'infanzia a Torino in un quartiere per niente abbastanza periferico, ma non poi così tanto come era Vanchiglia, e io alle medie sono stato aggredito da due ragazzi delle case popolari che mi volevano rubare le scarpe da ginnastica. E vabbè, un po' mi difendevo, e da cosa sono stato salvato? Da un mio compagno di classe che abitava nelle classi popolari, cioè da un rapporto che c'era. No, ma fermi, quello è un mio compagno di classe, no? Severnini giustamente dice: qual è la possibilità, perché non è garantita questa, la possibilità è che ci sia realmente un villaggio, cioè una presenza sociale, di rapporti, perché io dico che lì c'è, perché c'è padre Antonello che fa la parrocchia con 250 volontari, perché c'è una scuola come quella di Severnini, 168 professori, 830 studenti, 70 corsi pomeridiani con 480 ragazzi, cioè la scuola che si apre alla realtà del quartiere, perché c'è la cooperativa alla strada vicino a Santa Rita, perché c'è il parroco di Santa Rita che è uno che ha riaperto l'oratorio, perché c'è il Nocetum che ha iniziato con i Rom e poi con le donne dell'est picchiate dai mariti, perché c'è quale altra realtà adesso non me la... e queste realtà si parlano fra di loro. Un caso che mi ha fatto padre Antonello dice: io ho un ragazzino disperante a scuola che al dopo scuola è un'altra persona. Cosa ha trovato al dopo scuola? Ha trovato qualcuno che lo prende sul serio e che ha passione per lui. Il fattore educativo, il problema educativo non è un problema virgolette istituzionale, è un problema di tutti, coinvolge la scuola, coinvolge le realtà del quartiere, Padre Antonello dice: io faccio le associazioni sportive, capisco che ogni tanto un po' mi sfruttano, però è il modo con il quale io questi li aggancio. Dice: che modello hanno questi ragazzi? Lui mi ha parlato soprattutto con preoccupazione dei sudamericani. Dice: io sono pieno di donne messe incinte e abbandonate dall'uomo che le ha messe incinte. Queste per vivere devono lavorare, fanno pulizie negli orari più impensabili e lasciano i bambini col cellulare tutto il giorno a casa. Dice: il bambino, i modelli educativi, i modelli della vita, da dove li piglia? Non li piglia né dalla scuola, neanche dalla madre o dal padre che è assente, li piglia dal cellulare, li piglia dai social, li piglia da quello che vede tutti i giorni. Dice: noi dobbiamo intervenire, se vogliamo cambiare la situazione nella sua radice, a questo livello qui.
Padre Antonello è uno di un realismo pazzesco, cioè non è un buonista, e lui dice la carità, dice, noi facciamo carità e la carità dice non avrà mai fine, se non si accompagna alla giustizia e alla verità non ha senso. Cioè, capite, non sto parlando di anime buone, di anime Sì, belle, certo, sto parlando certo. di gente molto realista e anche molto prudente. Padre Antonello mi ha citato un caso di poliziotti che invece vessavano i ragazzi che fermavano. Un caso, non 100. Cioè, bisogna essere realisti e secondo me il primo realismo è avere una passione per questi ragazzi, per queste persone. No, cos'è venuto in meno rispetto ai loro genitori, quella cosa che raccontava Vince? È venuto su meno, secondo me, questo fattore educativo, che è una responsabilità delle istituzioni, ma è una responsabilità sociale pesantissima, perché il modello individualistico che noi stiamo proponendo ai nostri ragazzi, appunto, non costruisce comunità e non li tira su. No? Senti, poi c'è un problema molto pratico, no? Perché già prima della pandemia, che ha massacrato un po' tutta la città e non solo la città, ma comunque limitiamoci a Milano, già prima della pandemia il quartiere aveva, se non sbaglio, uno dei redditi pro capite più bassi della città. Uh-huh. La cosa, diciamo, che stride, ma questo discorso non vale solo per il Corvetto, solo che lì magari in determinate zone della città la cosa diventa più stridente, più evidente, è che le case nuove in zona costano anche da lì, anche al Corvetto, da 5.000 euro al metro quadro in su. Tu parlavi prima di persone che lavorano con un salario di 1.000-1.200 euro al mese. Come fai a vivere in una situazione del genere, in un quartiere già difficile di suo? No, questo discorso poi tra l'altro vale per tutta Milano, sta valendo sempre più per tutta Milano, perché non vale solo per il Corvetto. Io sento persone che non sono del Corvetto, che non hanno lavori da 1.200 euro, ma che stanno seriamente pensando di andarsene da questa città, capisci? Perché non ci stanno più dentro economicamente. Allora, quando tu sei arrivato, Vincent, per essere pratici, come si viveva al Corvetto? E che differenza c'è rispetto ad oggi da questo punto di vista, il punto di vista dello stare in piedi economicamente? Una casa a 5.000 euro al metro oggi non se può permettere nessuno, diciamo la verità, non solo l'immigrato sudamericano. Ma guarda Giulio, sintetizzo, quando sono arrivato io, ti ripeto, c'era un altro tipo di cultura, quindi io devo molto a Milano, mi ha cresciuto, mi ha insegnato anche a parlare in italiano, se così possiamo dire, quindi devo tutto a Milano e ai milanesi che mi hanno saputo accogliere, veramente. Beh, io sono cresciuto con la famiglia Bianchi, più milanesi di loro non ce ne sono, ma quello che ti posso dire è che c'era rispetto sempre e ci si aiutava l'uno con l'altro. Anche se mi dicevano, uè Terun, torna in Meridione, poi però vieni qua, cosa ti serve? Quindi questa cosa non c'è più. Le scuole erano, i problemi c'erano, il bullismo c'era, è come se non c'era. Non è che non c'era nelle scuole, io sono cresciuto con i bulli meridionali, per capirci, ma non c'è, c'era il rispetto comunque della, se sbagli, attenzione che paghi. Cioè, se fai una cavolata, oltre che li prendi dai tuoi genitori, comunque anche le forze dell'ordine non scappi da loro. Cioè, questo non c'è più. Oggi, male che vada, a casa ti becchi una tirata di orecchie dei tuoi genitori, se hanno tempo di tirarti le orecchie, e se fai qualcos'altro di peggiore, le forze dell'ordine non ti possono fare niente. E quindi che fai? La prossima volta lo rifaccio da solo. Faccio di nuovo la cazzata. Ora, dico questo perché la mia preoccupazione maggiore, sapete qual è? È che io sento in quartiere che la gente è stanca. E non è la gente, la signora anziana, la gente stanca e addirittura dice se toccano uno della mia famiglia mi faccio giustizia da solo. Se siamo arrivati a questo punto vuol dire che tolleranza deve essere zero per un po', se vogliamo salvare la situazione. Poi abbiamo un nostro non sindaco che è esperto nel settore sicurezza e quindi chiediamo a lui un aiuto. Tu hai respirato quest'aria qui, Ubaldo, girando per le strade e per il quartiere? Sì, insisto che a fianco a questo convive quello che io ho raccontato in quell'articolo. Ti faccio un esempio di un preside che vive in quartiere, però non è lì alla Regina Mundi, che
a professori molto giovani come me, e fanno una volta al mese il colloquio serale con i genitori per poter dare come orario la possibilità a tutti, no? E lui ha molti studenti stranieri, e a un giovane professore che era agli inizi, diciamo, e finiti questi colloqui gli dice: ma tu che cosa hai capito da questi colloqui oggi? E lui, perché questo non è un problema solo degli immigrati, lui mi ha detto: ho capito che gli unici genitori che hanno rispetto per i professori sono gli stranieri, gli altri fanno i sindacalisti dei figli. E questo io ho la moglie che fa la preside a Roma in una scuola di 700 persone, e questo è tristemente vero. Cioè, quella cosa per cui non c'è più la proposizione di un obiettivo educativo, di una regola, che là, è il tipo di modello educativo che noi diamo, noi, non gli immigrati, ai nostri figli. Non so se mi spiego. È un problema, non è un problema, anzi, gli stranieri sono capaci che tornano a casa e gli menano pure, no? Non so se mi spiego. Quando io insisto sulla questione educativa, è questa roba qui, no? Ed è un problema del marocchino, dell'egiziano, del portoricano e del milanese che vive al Corvetto, no? Guarda, questi qui hanno bisogno di adulti che gli dicano che cos'è la vita, che cos'è la bellezza che cos'è la fatica della vita, che cos'è rispettare le regole, che cos'è, no? Che cos'è interessarsi all'altro, aiutarlo, non aiutarlo. Cioè, hanno bisogno di adulti così. Stanno venendo meno queste figure di adulti. Stavi dicendo qualcosa, Vincent? No, stavo dicendo che anch'io, quando portavo problemi in casa, quando ero ragazzino nel Corvetto, mio padre o mia madre me li davano di santa ragione. Quindi la regola era: se porti casini in casa li prendi da me e da lui. Cioè, semplice. E state tranquilli che di casini non ne portavo in casa, non ne portavo più. No, però io ho la sensazione, per tornare al tredicenne di cui parlava Ubaldo, anche padre Antonello, che ci sia uno spartiacque generazionale importante. Vale a dire che i ragazzini da tredicenne al ventenne abbiano segnato un confine di differenza rispetto al passato. Cioè c'è comunque una frattura netta rispetto al passato, no? Rispetto comunque a quel mondo più o meno regolato di cui parlava Vincent prima, o sbaglio? C'è una questione... Sì e no, io ho vissuto gli anni 70 al liceo, all'università, e magari non trasgredivamo a questi livelli, però io sono stato lì da entrare nell'extraparlamentarismo di sinistra, e poi ero a scuola con esponenti di prima, adesso non faccio i nomi, ma i miei compagni di classe sono stati famosi esponenti di prima linea, terroristi, assassini, eccetera. Cioè, capisci, trasgredivamo in un altro modo, secondo me pure più pericoloso. Cioè, la cosa che io ho visto in quartiere è che c'è gente che non cede di fronte a situazioni pur drammatiche, come le ha descritte Vince, però non cede, non si dispera. Le istituzioni facciano quello che devono fare, no? E il mio compito è a questi qui di considerarli, primo, uomini capaci di intendere e di volere, prenderli sul serio, rispettare la loro libertà, chiedergli che rispondano per quello che fanno, ma nello stesso tempo, come dire, considerarli uomini, quindi educarli, quindi tirarli su, fargli vedere che c'è un positivo, se no non avrebbe senso vivere, se no appunto veramente andiamo da un'altra parte. Milano ha questa cosa folle, per cui una famiglia giovane che voglia vivere in Corvetto deve pagare 5.000 euro al mese, 5.000 euro per comprare. Cosa fa? Va a vivere a Poasco, va a vivere oltre San Donato, adesso io non li conosco tutti. Milano è attrattiva di capitale, questo è il grave della politica, del modello di città. Milano che è ma non è solo un problema della politica, è un problema culturale di fondo, che è attrattiva di capitali e respingente dei giovani, si sbatte fuori. Beh, questa sta diventando una tendenza che, ripeto, di tutta la città. Perché non stiamo più parlando... Corvetto, esatto. Però se tu sbatti fuori i giovani, sbatti fuori il futuro di una città. Se tu crei dei vuoti, e il vuoto non solo in politica, anche fisicamente, il vuoto si riempie, viene riempito da qualcos'altro, da qualcun altro. Allora, insisto, ci vogliono presenze positive. Presenze positive vuol dire
la politica, le istituzioni, le forze dell'ordine, ma lasciami soprattutto dire, la società. lasciami dire, Ubaldo, poi ci salutiamo, ma ci vuole anche un comune, un'amministrazione comunale che abbia un'idea di città un po' diversa rispetto a quella dello sfruttamento immobiliare e finanziario che è stato tipico di questi anni qua e che ha ridotto Milano male, molto male, secondo me. Qui, diciamo, si è creata una città orientata al business, diciamo così, non produttivo. Cioè, mi viene in mente il quartiere operaio del Corvetto, il quartiere delle botteghe. Ce ne sono ancora alcune rimaste, ma quella lì poteva essere un'idea di città da rivitalizzare. Non semplicemente fare cassa sulle aree edificabili. Vedi l'ultima vicenda del Salva Milano che mi sembra che possa riassumere tutto, no? Salva da che cosa? Salva da un disastro, che è stata una speculazione oscena per moltissimi versi, e tale da condurre a quella insostenibilità di vita che dicevamo prima. Tu non puoi permetterti una casa da 5, a partire da 5.000 euro al metro in su. Non esiste. Che città hai in mente quando fai operazioni di questo tipo? Questo mi viene da dire. E su questo non c'è questione di polizia o di governo, c'è questione anche di amministrazione cittadina. Non voglio parlare di Sala, però questo è oggettivamente. È un'idea di Milano respingente che non è mai stata nella natura di questa città, non so se siete d'accordo. Non sono più che, ti dico, io sono stato milanese solo per 4 anni, però appunto ho molti amici, eccetera, sono più che d'accordo e ti invito a rileggere il discorso di Sant'Ambrogio di Delpini, che ha evidenziato esattamente, in modo magari meno drastico di come l'hai fatto tu, esattamente, ha parlato di città stanca, di città che è sull'orlo della disperazione, di città che espelle, no? Allora, Che non è la storia di questa città come la vicenda personale di Vincent ci ha documentato. Allora, ringrazio Ubaldo Casotto, potete leggere il suo articolo ancora su Tempi di questo mese, sul mensile Tempi di gennaio, e grazie naturalmente a Vincent De Maio. Grazie Vincent. Grazie a voi. Ciao Vincent. Ciao Ubaldo. Tu sei proprio Gabrio Rosa? Gabrio Rosa. La prossima volta che vengo ti vengo a trovare. Chiamami che ci beviamo un caffè. Inviterei anche il non sindaco di questa città a venire giù dal paradiso e camminare con i piedi per terra e gli offriamo un caffè. Ma è quello il problema. Quello lì è il problema, che tu devi andare in questi posti. Non te li devi far raccontare da te. Appunto. Invertiamo i ruoli. Vado io in Monte Napoleone e lui viene in Corvetto. Grazie intanto e un saluto ad entrambi. Avete ascoltato Auto da Fè. Il mondo di Tarco.